Tutto pronto per la quinta corsa dal Salvio di Cesena, una prova per 3 anni. Vincitori da 3 a 16.000 euro in carriera, 2.000 i metri da percorrere. In 8 al via con favorito giocato Christopher Jet, con il numero 1 Crystal Trio Marco Stefani, 2 Carezza Bella, Gennaro Pacileo, 3 Canton Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 4 Cerbero 3B Antonio Di Nardo, 5 Cupido GSO Roberto Vecchione, 6 Cracco P Lorenzo Baldi, in seconda fila 7 Costa Magna Pax Salvatore Valentino, 8 Christopher Jet Alessandro Gocciadoro. Parte con molta cautela Cupido GSO. Gli altri sono tutti bene a rete. Si parte con Canton, velocissimo come suo solito. All'esterno c'è già Cerbero 3B, in mezzo alla pista Cracco P. Vediamo le scelte dei driver con VP dell'Annunziata e Canton al comando. Prende in mano, sembra voler lasciar sfilare Cerbero 3B, rimane così allo scoperto Cracco P. Subito in seconda pariglia Christopher Jet. I primi 200 metri andati via in 14,3. Insiste Cracco P a lato di Cerbero 3B e passa a condurre. E allora Cracco P in vantaggio nei confronti di Cerbero 3B. In terza posizione Canton, risale allo scoperto Christopher Jet, 29,4 per i primi 400 metri di corsa da parte di Cracco P, che ora può gestire il ritmo all'avanguardia e tiene ovviamente ritmo sollecito per non farsi venire vicino Christopher Jet. I 600 della testa si completano in 45,3, una frazione comunque comoda in 15,8 sulla curva di destra, eppure Cracco P mantiene 4 lunghezze nei confronti di Cerbero 3B e di Christopher Jet, che è allo scoperto. La seconda pariglia esterna è andata a farla Crystal Trio, stampando alla corda Canton, poi ancora Costa Magna Pax lungo i birilli a precedere Carezza Bella, all'esterno invece Cupido GSO. 1 minuto e 3 decimi per gli 800 metri da parte di Cracco P, che completa il primo chilometro in 1,15 spaccato. Cracco P in vantaggio nei confronti di Cerbero 3B, Christopher Jet al largo, Canton lungo i birilli e Crystal Trio in pariglia. Ancora Costa Magna Pax con a destra Cupido GSO, alla retroguardia sempre Carezza Bella. 1,33 i primi 1.200, una frazione in 15,3 davanti alle tribune. In vantaggio Cracco P nei confronti di Cerbero 3B, Christopher Jet che cerca di avvicinarsi, per il momento non riesce ad agganciare il Salchi del leader, che fa una frazione in 15,5 sulla curva di destra e si mantiene battistrada nei confronti di Cerbero e di Christopher. Poi Crystal Trio, mentre sembra soffrire un po' lungo i birilli Canton. Ancora Cupido GSO, il completamento del miglio passato da Cracco P in 2 minuti e 3 decimi. Crack in vantaggio, Christopher che si protende al suo esterno nel massimo sforzo per andare a lato del battistrada, che se la sta dando ora a gambe. Cerbero 3B è chiuso lungo la corda, poi ancora Crystal Trio e Cupido GSO. L'ultima curva passata in 14,2 da Cracco P, che cerca di staccare. Cerbero 3B va in open stretch, insiste Christopher Jet in mezzo alla pista, si unisce alla lotta Cupido GSO. Christopher che cerca di andare su Crack, arriva forte Cupido di dentro, Cerbero sul palo, Cupido GSO e viene a vincere una corsa incredibile volando la retta d'arrivo. 2,31 il totale, si getta di galoppo dopo il palo, ma Roberto Vecchione l'ha portato lì, sin sul traguardo, in mezzo alla pista. Lo scatto di Cupido GSO, che porta a casa una bellissima retta d'arrivo, una bellissima corsa. Hanno lottato Cracco P e Christopher Jet, sono stati battuti di dentro da Cerbero 3B, ma soprattutto al largo da Cupido GSO, che porta a casa il successo nei confronti di Cerbero 3B. Al terzo è Christopher Jet, il training di Holger Ellert per i colori di Sonia Galanti, il successo di Cupido GSO.